offre infatti delle opere e non il 10% di sconto. Quindi la prima cosa è questo 10% di sconto c'è o non c'è, e soprattutto chiedo all'assessore Iennato. C'è stata una volontà di non arrivare al bando o c'è stata un'impossibilità tecnica? E soprattutto si farà un rinnovo totale dei 3 anni, si farà una proroga, cioè come verrà fatto questa cosa? Quello volevo chiedere, come verrà fatto? C'è una proroga, un rinnovo e solo sotto questo 10% io davo una scontato non ci fosse più, perché l'ultima lettera parlava di rinnovo agli stessi patti e condizioni. Oggi sento dall'assessore Barbetti che c'è questo rinnovo del 10%. Un'altra cosa importante era appunto il riferimento il riferimento appunto all'IMU e alla possibilità di affidare all'esterno un servizio per la verifica della TOSAP dell'occupazione del suolo. Io nell'emendamento l'ho già detta questa cosa, perché avevo intuito tra le pieghe del bilancio che c'era una cifra abbastanza anomala di 2 capitoli nuovi e pensavo ci fosse appunto questa volontà di affidare all'esterno. A mio avviso, proprio condividendo il momento di crisi, il momento difficile, sarebbe meglio, piuttosto che affidare un servizio all'esterno e andare a gravare come tassazione sui cittadini, rimodulare quello che è il personale interno e facendo fare questa cosa al personale interno. Faccio un esempio brevissimo. Io non a caso avevo spostato un dipendente dall'ufficio manutenzione mandandolo all'ufficio dei giudi per collaborare con l'ufficio dei giudi sulla raccolta differenziata e sul controllo esterno. Questa persona doveva esclusivamente andare all'esterno e fare tutte le verifiche, i controlli, eccetera, eccetera. Dopodiché questa persona è stata rispostata e rimandata all'ufficio tecnico. Oggi io vedo che, quindi desumo che sono cambiate le strategie e non servono più all'ufficio del Budi. Leggo il bilancio e mi rendo conto che vedo l'ufficio del Budi dà un incarico esterno per la giornata del Banco Italia. Dico, forse sarebbe meglio utilizzare, visto che abbiamo 2 operai che comunque potrebbero essere utilizzati, quindi chiedo di parlare questa cosa. Insomma, io credo che sono tutti più contenti di pagare un po' di più. Ma questa era solo una delle indicazioni. L'altra, appunto, in riferimento all'emendamento che ho presentato, come dicevo prima, leggendo il parere dei revisori, si prospetta una possibile risparmio di spesa di circa 22.000 euro, ascrivibile ai vari capitoli. L'avevo segnato qua. Uno era riduzione spesa generale amministrativa, riduzione norma e acquisto democratico. Sono stati presi tra i capitoli che noi avevamo indicato come diminuzione di spese, quindi minore acquisto del vestiario personale, riduzione spese generale più tecnico, minori acquisti casermati vigili, riduzione dell'attività culturale e riduzione del contributo allo sport. Questo i responsabili dei servizi ci dicono che possiamo abbassare queste uscite. Faccio presente che l'emendamento che avevo presentato, che andava appunto a favore di una cosa che a mio avviso è veramente spropositata, cioè quello di far pagare le seconde case ad uso gratuito uguale a chi ha una seconda casa e la utilizza per altri fini. Quindi l'ho accennato anche l'altra volta. Noi abbiamo moltissimi casi in cui i genitori hanno dato la casa ai figli e magari sono riservati l'escluso frutto perché non si sa mai come motivo trovano le lettere. Bene, anche in quel caso purtroppo va pagata come seconda
casa dei genitori. Ovviamente il genitore lì non ha né un lucro né una speculazione e soprattutto il figlio la utilizza e ci apre, quindi fa pagare prima, almeno all'epoca si pagava la prima casa dei figli. Io avevo proposto in questi casi, visto che si può fare la prima casa, una riduzione, quindi come ha fatto il piano che ha differenziato le seconde case dalle locazione dalle altre, io avevo proposto di differenziare le seconde case dalle locazioni mettendo una piccola più bassa. Beh, tutto questo comportava 0,83, insomma non è poco. Tutto questo comportava, leggendo le pieghe del bilancio, una diminuzione di spesa di 23.992,27 euro. Beh, già gli uffici ti dicono che 22.000 si possono tagliare da quelle cifre. Non credo che ci fermiamo di fronte a una differenza di circa 1.500 euro. Fermo restando che si potevano e si possono, volendo, ritrovare tanti punti di efficacia. Questo è proprio le domande che ho fatto. Grazie consigliere Rubati. La parola sarà dato al consigliere Montereali, prego. Sì, consigliere Montereali, Movimento Caverna Zero. Mi sia consentita fare una battuta al consigliere Calicchia sul fatto che se l'Italia va bene nel calcio non dovremmo essere tanto contenti, perché poi si sa, il governo approfitta per metterci nuove tasse quando gli italiani sono tutti contenti, quindi io non gioirei troppo di questa cosa. Aspettiamo sul peggio. Comunque entra allora, doverosa premessa. Sì, no, infatti, però non mi senta la rete. Allora, già come evidenziato nei precedenti anni, l'esame del bilancio, come peraltro la sua elaborazione, richiede un'attenzione e una scrupolosità che non è uguale, soprattutto perché il bilancio rappresenta la vita di un ente, e in questo caso rappresenta la vita del comune di Capena, ovvero dei cittadini di Capena. Purtroppo, però, ancora una volta ci troviamo ad analizzare, a discutere di cifre e numeri sconosciute ai più e che non rendono coscienti i cittadini di Capena di quello che i loro rappresentanti stanno facendo. Pensavamo che le critiche di illeggibilità del bilancio redatto nella forma che oggi ci viene proposto, sollevato dall'allora consigliere di minoranza Roberto Parretti, diventassero dogma una volta che lo stesso fosse diventato l'assessore proprio al bilancio. Invece ancora una volta il virus politichese dell'incomprensibilità ha sopraffatto il principio della trasparenza. E speriamo che per chi ne è mandato si cambi registro. Infatti il consigliere Calicchia ha un bilancio perfetto sotto è tecnico, infatti, forse troppo tecnico, forse questo tecnicismo non permette di capirlo a fondo, a meno che non si è dentro ai lavori o che si sieda tra i banchi di questo consiglio anche da 13 anni, come ha ricordato il consigliere Tubaldi, ma per i nuovi consiglieri che entrano e che cercano di collaborare, cercare di capire appieno quello che vogliono dire tutte queste cifre, sicuramente il compito non viene facilitato, quindi poi parlare di collaborazione, di proposte o comunque insomma contributi migliorativi risulta un po' difficile. E in questa linea, ecco, siamo contenti che almeno che questa trasparenza che noi abbiamo sempre chiesto e richiediamo, quantomeno il legislatore ci venga incontro. Infatti dall'ultimo decreto della legge sviluppo è stato approvato il 15 giugno di quest'anno, fortunatamente così anche il Comune di Capena sarà obbligato a pubblicare ulteriori atti che permetteranno di verificare le dinamiche amministrative. Infatti il decreto prevede espressamente che gli enti locali abbiano l'obbligo di pubblicare su internet, oltre le delibere di giunta e di consiglio, anche le determine delle spese superiori a euro 1000. E questo sempre in un'ottica di una trasparenza dei conti delle spese. Quindi il Movimento Caverna Zero già in campagna elettorale, promotore della campagna trasparenza del comune, con le nostre telecamere approdate subito al Consiglio Comunale, richieste di pubblicazione dell'atto pretorio online e adesso quello delle determine dirigenziali e impegni di spesa.
notiamo con dispiacere che questa amministrazione, come quella passata, adesso una nuova amministrazione, hanno perso l'occasione di applicarle direttamente queste cose, e questo ce ne dispiace. Abbiamo sempre dovuto aspettare il legislatore, e anche la nostra richiesta all'assessore alla trasparenza sulla pubblicazione dei termini dirigenziali non è stata accolta. Ci auguriamo, assessore Brancato, che comunque il Comune andrà a pubblicare anche gli impegni di spesa inferiori a 1.000 euro, perché di quelli ce ne sono parecchi, e per i cittadini è importante sapere ancora di più nel periodo di crisi come vengono spesi tutti i soldi, quindi non facciamo distinzione di somme. Quindi, prima di entrare nel dettaglio di alcuni punti in cui voglio chiedere più contezza e chiarezza, oggi vi chiediamo ufficialmente che all'assessore Barbetti una relazione del bilancio più chiara possibile, dove le singole voci vengano dettagliatamente ed analiticamente specificate. A monte, a priori, non dobbiamo andare noi ogni volta da responsabile, far perdere tempo all'ufficio, perdere tempo noi per chiedere il dettaglio di spese che critiche non si capiscono, facendoci vedere come si arriva alla composizione di un capitolo di entrata e di uscita. In sintesi chiediamo che soprattutto per i capitoli di uscite vengano rese disponibili le specifiche di tutti i contratti e delle relative fatture. Il tutto al fine di rendere trasparente e accessibile ad ogni cittadino il bilancio del Comune di Capena, anche nell'ottica che ciascuno possa dare un proprio contributo migliorativo. Quindi speriamo che veramente venga accolta questa nostra richiesta, perché per noi significa collaborare con voi assolutamente, altrimenti dobbiamo comunque continuare a fare i soliti commenti che il bilancio non può andare bene, ma perché non riusciamo a capire fino in fondo. Comunque ci sono alcuni elementi che le vorrei chiedere chiarezza, Assessore. Allora, in quasi tutti i capitoli di uscita sono presenti le seguenti voci: prestazioni di servizi ed oneri straordinari della gestione corrente. Che cosa sono? Che cosa contengono? A titolo di esempio le cito solo le più alte cifre previste per quest'anno, riportate sotto le predette voci, che a mio avviso sarebbero un po' da rivedere. Segreteria generale, personale e organizzazione, prestazioni di servizi 151.624 euro, oneri straordinari della gestione corrente 70.000 euro. Poi anche questa previsione di 1.000 euro per l'utilizzo di beni di terzi, così messa così, non è chiara, non so, c'è qualcuno, qualche dipendente comunale che porta la sedia a casa magari chiede la sfitta, non lo so, ma scherziamo, però per far capire come rimane veramente incomprensibile alcune voci. Capitolo a parte invece il servizio 0905, servizio smaltimento rifiuti, dove è stata prevista con gli aumenti e le diminuzioni la spesa di 2.011.809 euro. Ora vi chiedo, se le somme nella colonna previsioni definitive esercizio in corso è pari ad euro 1.402.783 euro e con la previsione delle entrate in funzione del servizio di raccolta differenziata porta a porta era previsto un aumento del solo 17%, quindi per un importo totale di euro 1.641.256, a che cosa vengono imputati i 370.552 euro in più? E questa previsione di denaro in più come andrà ad essere coperta se nelle entrate 2012 sono previste tasse per lo smaltimento dei rifiuti pari ad euro 1.621.515, che guarda caso è quasi la stessa somma che ho citato poc'anzi. Parliamo poi del gettito per gli accertamenti. Avete previsto 250.000 euro per gli accertamenti per la TARS, no? Per sistemare la situazione di irregolarità di chi non ha pagato fino adesso. Allora, domanda anche noi, a questo punto dovreste spiegarci come verrà individuato chi non è in regola con quello tasso. Noi abbiamo già all'epoca sottolineato che se avessimo fatto una consegna domiciliare dei kit domestici o tutti i raccoglitori con l'immediata annotazione e segnalazione delle situazioni anomale, ci saremmo già trovati avanti di un bel passo. Perché adesso, non so, alcuni cittadini di Fiano Romano sono venuti a sapere che a mesi posteriori all'entrata in vigore della raccolta porta a porta alcuni cittadini sono visti sottratti i propri raccoglitori, sono stati rubati. Vi ricordo che sapete che solamente il raccoglitore del secco differenziato ha un codice a barre identificativo, gli altri possono essere utilizzati da chiunque. Quindi purtroppo se non andiamo subito a identificare queste situazioni di abuso ci troveremo anche noi a Capena a vederci sottratti i nostri raccoglitori e poi l'operatore quando lo trova davanti alla porta non è che va, vede il raccoglitore e raccoglie e quella persona magari non paga le tasse. Quindi questo è un problema che sottopongo e insomma un problema importante. Poi l'ufficio manutentivo c'è stato questo aumento di spesa di 150.000 euro per i 6 addetti, abbiamo 50.000 euro per i 2 addetti al cimitero, altri 50.000 per gli addetti alle pulizie negli uffici comunali, gli altri 2 addetti fanno altri lavori per cui anche attaccare i manifesti.
Però e questo quindi c'era già stato spiegato all'epoca quando abbiamo parlato del progetto rifiuti e raccolta differenziata, che le cooperative venivano dismesse del loro mandato, tutti quei lavoretti che facevano venivano poi assorbiti adesso dal comune di Capena, e in questo momento, un ultimo mese, abbiamo notato a Capena che c'è veramente diventata una giungla, cioè l'erba non è stata più tagliata, e questi erano dei lavori che faceva la cooperativa. I cittadini ovviamente sono lamentati, anche alla mia persona hanno chiesto chiarimenti. Io sinceramente non so chi debba essere prevesto per il taglio dell'erba, cioè a questo punto se dobbiamo prevedere una spesa extra, non lo so, assumere qualcun altro fuori dai parametri previsti, però non ci tornano i conti, perché c'era stato garantito che tutti i lavori delle cooperative sarebbero stati effettuati e rientravano in queste spese previste. Quindi concludendo, vediamo questa nuova giunta che vabbè, si è definita qualcuno Salva Italia, e da una visione generale del bilancio che si sta discutendo ha previsto nella maggior parte dei casi somme di spesa in aumento, forse forte del fatto che ha aumentato l'IMU sulla prima casa di mezzo punto, ha lasciato fuori dai impegni di spesa forse uno dei servizi primari ad una popolazione in crescita. Il servizio 0401 scuola materna, personale, impegno nell'ultimo esercizio chiuso 25.000 circa euro, previsione zero, anche qui non capisco come storia. Se non sappiamo come andare a vedere questa cifra che effettivamente sarà stata rimessa in bilancio, spero, perché altrimenti vorrebbe dire che ci sono una o due classi in meno, i genitori che lavorano magari costretti a parcheggiare a caro prezzo per i bambini dai 3 anni nelle biblioteche. Un semplice dato tecnico sul territorio, vi fornisco, dalle ultime graduatorie uscite per la frequenza dei due istituti materni presenti sul territorio, su 154 domande presentate, solo 128 accettate, pari all'83%, e quindi 24 bambini sono in lista d'attesa, il 17%. E concludo qui. Grazie. Grazie consigliere Montereali. Consigliere Ristic, prego. Sì, consigliere Ristic. Allora, rimanendo diciamo quasi ultimo, io per forza di cose mi devo associare a quello che hanno detto i miei colleghi e su quello che pensano di questo bilancio. Però alcune cose le vorrei sottolineare. Come ha detto l'assessore Barnetti, è un momento particolarmente negativo. Il consigliere Calicchi ha detto che il reddito pro capite per il comune di Capena è quello più basso, quindi la volontà essenziale doveva essere quella di cercare di stralciare quanto più possibile e tagliare quanto più possibile le spese in questo bilancio, perché non devono soffrire solo i cittadini di tasca, ma devono soffrire tutti quanti. Quindi quello che insieme a tutta l'opposizione, o quasi tutta l'opposizione, avevamo fatto era quella di far capire alla maggioranza che alcuni capitoli potevano essere tagliati. Personalmente mi voglio soffermare su alcune cose. Capitolo 82 vorrei delle spiegazioni da parte del